Amici viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con Viaggiando e Viaggiando. Oggi è una puntata tutta speciale, vogliamo proporvi un po' tutta la provincia di Verona. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. E iniziamo il nostro viaggio partendo dalla Valpolicella. A distanza di 2 anni ho il piacere di ritrovare Marina Menegoi, guida turistica della zona, della provincia di Verona, che ci accompagnerà in questo viaggio per questa settimana, ma per qualche settimana, alla scoperta di alcune peculiarità appunto che offre questa provincia. Marina, innanzitutto è un piacere ritrovarti, l'altra volta ci siamo lasciati proprio nel cuore della città, quest'oggi invece vogliamo iniziare questo giro alla scoperta della bellissima Valpolicella. Altrettanto, sono molto felice che siate qui e siamo in una zona bellissima, come hai detto tu, la zona della pietra e dell'amarone, e oggi andremo alla scoperta di due chicche della Valpolicella, 2 pievi, la pieve di San Giorgio in Ganapoltron dove ci troviamo e la pieve di San Floriano. Vogliamo partire con la presentazione della prima pieve? Certo, allora ci troviamo a 375 metri sul livello del mare, San Giorgio di Valpolicella. La pieve è una pieve longobarda ed è particolare perché è biabsidata. Come si può notare, la facciata è impreziosita da questa abside, e all'interno è tripartita, come si nota, come si evince dalla facciata, perché abbiamo una parte centrale e 2 laterali, il tetto a spioventi. La pietra utilizzata per la costruzione della pieve è la pietra locale, si può notare un po' dappertutto qui, è la zona della pietra d'altronde, ed è una pieve romanica che nasce in epoca longobarda, quindi siamo intorno all'VIII secolo, ed è molto particolare perché qui sorgeva un luogo molto importante da un punto di vista religioso. Già i romani parlavano di questa popolazione degli Arusnati, una popolazione probabilmente che ha trovato il luogo ideale dove stanziarsi. Non si sa se siano stati di origine retico-celtica oppure venissero dalla zona dei Galli, eccetera eccetera. Comunque una popolazione che aveva delle tradizioni molto antiche, che venerava la luna e il sole, ed è un luogo particolare, un luogo religioso molto particolare, e d'altronde nei secoli si è perpetuata questa tradizione perché i romani avevano dei templi e successivamente i romani, poi i cristiani. Tra l'altro in un contesto ambientale veramente molto bello e suggestivo, perché c'è una panoramica veramente molto bella. Sì, infatti sullo sfondo, spero che lo possiate ammirare tra poco anche voi, tutte le colline della Valpolicella che digradano lentamente verso il lago di Garda. Quindi abbiamo le montagne, abbiamo i vigneti e abbiamo anche il lago, abbiamo l'acqua, gli elementi insomma principali per una terra. Proprio poche settimane fa siamo stati ospiti della Lessinia, per me è una scoperta veramente molto molto bella, riviviamo assieme qualche momento.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovate i nostri amici viaggiatori. Sapete, noi siamo sempre alla scoperta dei luoghi più belli, più suggestivi vicini a casa nostra. Come vi abbiamo già detto più volte in questa puntata, siamo ospiti della provincia di Verona e precisamente ci troviamo sui Monti Lessini, ma adesso andiamo a scoprire assieme il Covolo. Sempre con Diego Lonardoni, direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ci troviamo in questo momento nel Covolo. Vogliamo innanzitutto spiegare cos'è un covolo ai nostri telespettatori? In questo caso il covolo è la cavità annessa, una cavità carsica, una delle più grandi del Veneto, proprio annessa al Museo Geopaleontologico di Camposilvano. È un'area di una grandissima importanza, di una grandissima suggestione, perché in questa proprio cavità, che è un pozzo di crollo di una vecchia grotta ben più ampia, di cui adesso si vede il pozzo finale, si sono sviluppate, i nostri avi e i nostri nonni hanno qui ambientato le leggende della tradizione, quella delle fade degli orchi, ma non solo, rifacendoci un po' alla tradizione orale dei grandi saggi della montagna della Lessinia. Si ricorda che probabilmente questo luogo fosse stato visitato da Dante durante il suo secondo esilio dai Della Scala e che qui abbia preso spunto proprio per descrivere quelle che poi sono state le malebolge della Divina Commedia. Qui è un'ambientazione fantastica, penso, e per delle rappresentazioni teatrali. Mi dicevi che tutte le estati c'è un appuntamento fisso ed è sempre molto suggestivo. Quest'anno con grande soddisfazione siamo arrivati alla quinta edizione di una rassegna che ormai si sta facendo strada non solo nel panorama provinciale, ma oserei dire in quello regionale, che si chiama Voci e Luci in Lessinia, ed è una rassegna di musica e teatro che noi realizziamo in collaborazione con i comuni della provincia autonoma di Trento, perché la Lessinia è veronese, soprattutto veronese e vicentina, ma c'è anche la Lessinia trentina, e noi con questa rassegna riusciamo a far diventare questo territorio un unico grande palcoscenico naturale. La cosa secondo me particolare e molto suggestiva di quando si viene in un posto come questo è che si può vedere proprio la morfologia del territorio ed è veramente molto, molto bello e molto suggestivo. Sì, qui ci dà modo questa visita di addentrarci, direi, negli strati, gli strati geologici, nella successione del tempo di questo territorio e capire come agenti come quelli meteorici, in questo caso il karsismo, abbia potuto creare uno spettacolo e questo monumento naturale. Abbiamo detto qui era tutta una grande grotta, adesso è rimasta solamente la parte più piccola, la parte sotto. Una parte che riesce a creare un microclima tale che in alcuni momenti della stagione, pensate, si riescono a creare all'interno di quella cavità delle nuvole dalle quali cade proprio vera pioggia, piccola pioggerellina. Direttore, abbiamo parlato di scenari particolari, usciamo proprio dal Covolo che a livello di suggestione ne dà tante. Anche qui però c'è nella valle dove ci troviamo, la Valle delle Sfingi, così è comunemente chiamate, diciamo che è un po' uno scenario un po' lunare, possiamo definirlo così? Uno scenario di magicità lunare che viene proprio caratterizzato da queste sfingi, questi monumenti naturali proprio creati dal karsismo di rosso ammonitico, che ci danno proprio l'immagine di quelle città un po' fantastiche come le Ciudades Encantadas spagnole. Parlato di città incantate, però città incantate sinonimo di bellezza. Torniamo a parlare di quelle che sono le grandi manifestazioni che voi organizzate nel periodo estivo. Ormai l'estate è passata, però ci sono delle manifestazioni che rimangono proprio dentro e portano con sé uno strascico anche a distanza di settimane, di mesi, ma anche di anni alcune volte. È vero, in questo comune, a Velo Veronese, si è ambientata una lettura collettiva dell'opera dantesca. Abbiamo visto il Covolo di Velo, il Covolo di Camposilvano, dove è stata ambientata la lettura dell'Inferno, alla Purga di Velo il Purgatorio, e qui proprio per la bellezza del luogo, la Valle delle Sfingi, abbiamo recitato tutti insieme
il canto del Paradiso, e l'ultimo canto è stato proprio declamato dal Monsignor Zenti, vescovo di Verona. Abbiamo parlato di naturalmente un luogo magico, dalle grandi suggestioni, poi in queste giornate con questo autunno molto mite è veramente bello venire a visitare un posto come questo, un posto come uno dei tantissimi, perché ricordiamo, noi abbiamo visto solamente le cose per questioni di tempo più famose, più note, però sono molti gli spunti che può dare questo territorio e questo parco. Siamo in una località che proprio per la sua eccezionale naturalità e questo fenomeno appunto di carsismo è stato protetto dalla Regione Veneto col massimo grado assegnato alle riserve, è proprio una riserva naturale orientata del Parco della Lessigna. Abbiamo parlato prima anche di molte tradizioni, sono proprio tantissime le tradizioni e la storia che conserva questa valle, che conservano queste montagne. In questa, che è una riserva naturale orientata del Parco della Lessigna, convive un fenomeno come quello carsico con l'attività di tutti i giorni, che è quella della monticazione che si svolge durante la stagione dell'alpeggio. Adesso siamo in prossimità dello scarico della montagna dal suo carico naturale, che è quello del bestiame, e qui abbiamo visto che questa è a tutti gli effetti una malga Buse di Sotto a Velo Veronese. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimo, andremo a Verona città. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Oggi il protagonista di questa puntata di Viaggiando Viaggiando è Verona e la sua provincia. Nella prima parte siamo stati in provincia, ora è arrivato il momento di andare a Verona città. I veronesi la conoscono come chiesa di San Giorgetto, il vero nome però è San Pietro Martire. Oggi iniziamo questa nostra avventura alla scoperta di Verona città assieme a Tatiana Cassini, rappresentante di Legambiente, parlando proprio di questa chiesa sconsacrata. Sì, questa è la chiesa di San Pietro Martire, costruita nel 1283, circa 8-9 anni prima della più grande chiesa di Sant'Anastasia, che è qui a fianco, proprio per permettere durante i lavori di costruzione di Sant'Anastasia di poter celebrare le messe e svolgere funzione di aggregazione sociale. E una volta poi che l'altra chiesa è stata costruita ha perso un po' la sua funzione, è diventata una cappella privata ed è passata un po' di mano in mano fra i vari veronesi. Sì, una chiesa molto importante specialmente per quanto riguarda gli affreschi. Sì, all'interno c'è un ciclo nominato dei brandeburghesi, di alcuni cavalieri provenienti dalla zona del Brandeburgo che si sono installati qui a Verona e che l'hanno presa come cappella privata e hanno appunto iniziato un ciclo di affreschi all'interno. Degli affreschi parleremo nello specifico fra pochi istanti, quando andremo appunto a scoprirli assieme. Perché Legambiente si interessa di salvaguardare una chiesa come questa? Perché c'è un progetto a livello nazionale che è attivo ovviamente anche qui a Verona, che si chiama Salva l'Arte. È un progetto di promozione, valorizzazione e salvaguardia di luoghi come questi, che sono un po' al di fuori del circuito insomma, nazionale, internazionale dei turisti, e che però comunque è importante perché fa parte della storia della città. Legambiente e Verona, diciamo che arte, cultura, storia e natura in una città come Verona vivono un connubio veramente molto interessante. Sì, siamo abbastanza attivi, diciamo, come associazione e ci interessiamo ovviamente soprattutto, insomma, l'importante è l'inquinamento, il problema del traffico o i rifiuti eccetera qui a Verona, però insomma siamo sempre molto attivi nella città, con la cittadinanza, insomma, vicini alla cittadinanza. Anche perché è una città che offre appunto, oltre al centro storico,
dico proprio a pochissimi minuti, la possibilità di andare al lago, di andare in collina, quindi una possibilità, noi parliamo sempre naturalmente sempre dal punto di vista turistico, di un aspetto appunto di scelta a 360 gradi. Sì, esatto, e quindi comunque diciamo non ci limitiamo solamente al settore centro storico, ma abbiamo anche dei progetti che poi si ampliano nella Lessinia, a Valpolicella, o comunque delle campagne per l'inquinamento delle acque del lago e anche comunque nella provincia di Verona. Insomma, abbiamo diversi circoli anche in provincia e sul lago. Quindi Legambiente è molto presente a Verona e in tutta la provincia, ma a questo punto direi di andare a scoprire assieme questi affreschi. Bene Tatiana, parliamo di questi affreschi, abbiamo già accennato qualcosa all'esterno, le persone che entrano qui in questa chiesa sono subito colpiti dall'affresco grande che si trova nella parte superiore, però forse la parte più interessante è questo ciclo di affreschi che si trova invece nella parte inferiore. Sì, è appunto il ciclo di Cavalieri Brandeburghesi che ad un certo punto nel 1354 sono arrivati a Verona e al seguito di Cangrande, e Cangrande, per ringraziarli dell'aiuto ricevuto durante una battaglia, gli ha proprio donato questa chiesetta. Loro l'hanno fatta diventare la propria cappella privata e hanno cominciato a inserire i propri defunti lungo tutto il perimetro della chiesa e soprattutto hanno iniziato ad affrescarla. I primi affreschi sono proprio questi che abbiamo alle spalle e sono appunto del 1354 e raffigurano il cavaliere inginocchiato che viene presentato da alcuni santi alla Vergine in trono. Il ciclo di affreschi segue il medesimo schema in tutti gli affreschi della chiesa e poi vedremo anche magari qualcun altro di questi. La cosa particolare che mi dicevi, le peculiarità, è che c'era anche una parte inferiore dell'affrescato. Esatto, l'affresco era appunto composto da una parte inferiore e una parte superiore. Nella parte inferiore, che oggi è andata quasi completamente perduta, doveva essere rappresentato il cavallo con le effigie insomma dei cavalieri, quindi l'elmo, lo scudo eccetera, con i colori della famiglia, e al di sopra invece appunto la presentazione al cielo per ricevere diciamo la pace eterna. Una cosa che mi ha colpito appena siamo entrati è che ci sono questi segni un po' su tutti gli affreschi, come mai? Sono delle picchettature perché dopo il 1803 questa chiesa è stata completamente ricoperta da uno strato di intonaco e per permettere a questo intonaco di aderire perfettamente alla parete sottostante erano proprio necessari questi buchi, diciamo, che servivano da punto di appiglio. E dopo fortunatamente sono stati riscoperti questi meravigliosi affreschi ed è tornata diciamo in parte del suo splendore. Ci spostiamo da quest'altra parte per andare a scoprire assieme forse il protagonista, quelle persone che quando entrano non possono non vedere. È un affresco che risale al 1510-17, è un affresco di Falconetto, pittore veronese e importante comunque qui a Verona, conosciuto soprattutto come architetto, ma diciamo che ci ha lasciato anche diversi affreschi. Questo è l'ultimo che farà prima di partire da Verona e poi non farvi più ritorno. Cosa ha rappresentato? È un'allegoria dell'Annunciazione dove ogni elemento, ogni animale, ogni struttura architettonica, ogni elemento inserito vuole andare a rappresentare un qualcosa di un significato particolare, tutti riconducibili o alla Verginità di Maria o comunque alla Chiesa Cattolica.
Bene, ritorniamo invece alla parte inferiore di questa chiesa. Abbiamo parlato della parte principale, della parte sottostante, però io noto che ci sono anche tutta una parte di affreschi, anche un terzo livello, se così possiamo definirlo. Esatto, diciamo che la fascia floreale superiore è stata la prima cosa affrescata, i primi affreschi eseguiti nella chiesa sono stati, e invece la parte degli scudi, la striscia con tutti gli scudi, sono proprio questi scudi di questi cavalieri brandeburghesi, insomma indicanti proprio le famiglie di questi cavalieri, insomma, con un'iscrizione anche al di sopra dove appunto questi cavalieri istituiscono una messa perenne per il loro santo protettore, che è appunto San Giorgio. Voi come Legambiente tenete aperta questa chiesa perché venga appunto visitata da tutte le persone che vengono qui. Vogliamo dare già delle informazioni di servizi ai nostri telespettatori, degli orari, quando si può venire a visitare e così via? Certo, allora innanzitutto vi dobbiamo dire che la teniamo aperta grazie comunque a una convenzione che abbiamo con il Museo di Castelvecchio e con l'assessore, insomma, alla cultura, che ci permette di poter tenere aperta questa chiesa, e noi siamo qui ad aspettarvi dal mercoledì al venerdì dalle 14 alle 18, e invece il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 18. Bene, abbiamo dato delle informazioni di servizio, però qui dietro c'è anche un cortile molto molto bello che direi di andare a vedere e scoprire. Andiamo. Tatiana, questo cortile adesso ospita il Conservatorio di Verona. Noi però ci siamo soffermati per parlare della parte retrostante della chiesa. Esatto, qui dietro ci sono delle tombe di famiglie ovviamente veronesi, che però l'importante è stato che ci ha permesso comunque di dare una datazione precisa della costruzione della chiesa. Soprattutto, diciamo, la più importante è quella su cui siamo al di sotto dell'arco, che è quella di Guglielmo da Castelbarco, che è stato uno dei finanziatori delle chiese e che ha deciso proprio di farsi seppellire, diciamo, nel luogo più visibile dai veronesi. Ecco, ci siamo spostati dalla tomba di Guglielmo da Castelbarco qui alle Arche Scaligere e di nuovo troviamo dei monumenti funebri posizionati in alto. Qui dietro abbiamo quello di Can Grande, e poi comunque ci sono gli altri monumenti degli altri componenti della famiglia, costruiti ovviamente successivamente, e è il complesso funerario diciamo gotico più importante poi della città di Verona. Periodo storico? Siamo attorno al 1350-54. Io personalmente non avevo mai visto delle costruzioni, delle tombe praticamente fatte così in alto. Come mai questa cosa molto particolare? Ovviamente per una questione di visibilità e per dimostrare il potere della famiglia nella città. Dovevano essere molto visibili da tutti e ognuno ha scelto, diciamo, il posto preciso per essere sepolto. Diciamo che è stata una specie di ripicca allora da parte della famiglia Scaligera. Sì, un po' non volevano essere da meno di Guglielmo da Castelbarco, che aveva deciso di farsi seppellire in alto, e loro ovviamente dovevano recuperare il terreno perduto. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra avventura. Io voglio ringraziare tutti quanti voi amici viaggiatori che ci seguite sempre numerosissimi. Voglio ringraziare Verona Turismo che ha collaborato con noi per la realizzazione di questa e delle ultime puntate, sia per quanto riguarda l'ospitalità sia per quanto riguarda proprio l'organizzazione. È sempre un piacere per me ritornare e proporvi questa Verona che, voglio ricordare, offre un'offerta turistica a 360 gradi. Per noi è proprio tutto, l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.